La tenuta, le cui prime notizie risalgono al 400, è situata in un territorio da secoli fulcro di vivaci scambi culturali e commerciali. I residui della centuriazione romana testimoniano la millenaria vocazione agronomica della cosiddetta Sinistra Piave, i cui appezzamenti spesso rappresentavano il compenso per i servizi resi dai veterani delle legioni imperiali. Siamo in questo vecchio granaio della tenuta, all'interno di questa corte, di questo vecchio cortile di impianto cinquecentesco, dove ancora sopravvivono degli elementi come la colombaia, le stalle, il pozzo, i fienili, che erano tipici di questi borghi della campagna trevigiana dell'epoca, e contornati e arricchiti dalla presenza di una casa padronale, di una villa di fine Settecento, che ha proprio le caratteristiche di quelle case di campagna delle famiglie dell'agricoltura del tempo. La storia di questo luogo è connessa alla storia di questa famiglia, i Bonotto dalle Tezze, documentati in questo luogo dal 1400, e sempre dediti all'attività di agricoltura e del commercio dei beni derivati. Quindi questi luoghi parlano di campagna, parlano di prodotti, parlano di lavoro e parlano anche ovviamente di vita agricola. Tezze deve il proprio nome ad antichi lemmi legati ai concetti di fienile, tettoia, barchessa o anche luogo per il ricovero e il cambio dei cavalli, tutti elementi che si ritrovano nell'antico cortivo della tenuta, caratteristico esempio di architettura agreste trevigiana di età medievale. Nella mia immagine di infanzia ormai ricordo queste moltitudini di bambini, di ragazzini che qui venivano a trovare quei luoghi di incontro, di gioco, che adesso sono sostituiti da quelli che adesso si organizzano con le associazioni, con le parrocchie. Una volta non c'era questo e c'erano proprio questi luoghi che naturalmente configuravano questo ruolo. L'obiettivo che abbiamo in mente oggi è quello di far continuare la vita di questi luoghi, di questi spazi, di questi edifici, riadattandola e quindi attualizzandola a quella che è lo stile di vita di oggi, il mercato e l'attività della cantina che è prevalente oggi rispetto al passato, e quindi oggi abbiamo la fortuna di poter interpretare in maniera moderna questi principi, facendo rivivere gli stessi spazi con usi diversi, per cui questo granaio è diventato per una parte dell'anno sala di appassimento e per un'altra parte dell'anno è diventato anche luogo in cui si svolgono eventi culturali, residenze artistiche, collaborazioni con associazioni, non ultima le scuole di infanzia dei paesi limitrofi, che qui vengono a respirare l'aria di un tempo, cercando di trasmettere anche i principi che questo si porta dietro. Il paesaggio nel quale è incastonata la tenuta Bonotto racconta una storia secolare nella quale il lavoro dei contadini, dei monaci e dei moderni imprenditori agricoli ha plasmato una natura, trasformandola in un luogo accogliente accarezzato dai venti prealpini e dalla brezza adriatica.